Euroregione News. Buongiorno signor Sindaco. Buongiorno. Sono deposte le armi della campagna elettorale, ora un po' a bocce ferme bisogna cominciare a lavorare, però prima di tutto offrendo anche la possibilità di risposta agli insulti e alle cattiverie che su Fontanini sono state dette durante la campagna elettorale, ma non tanto dai concorrenti quanto anche da persone comuni sui quei social che così senza filtri molte volte offrono spunti malevoli e anche abbastanza beceri, ecco, da questo punto di vista. Quindi una città che con questo nuovo sindaco viaggerà di piccolo cabotaggio, di ordinaria amministrazione, senza fare grandi cose. Come risponde a queste persone il neosindaco? La risposta sarà le cose, perché adesso è facile fare delle previsioni anche negative da parte di questi signori. Io dimostrerò con l'impegno, con le cose che poi la gente verificherà, perché penso di aver già dimostrato quando ho fatto presidente della provincia per 10 anni che opere ne abbiamo realizzate, abbiamo dato risposte importanti in tanti settori, dalla viabilità all'edilizia scolastica, e penso di fare lo stesso anche qui nel comune di Udine. Però è inutile, sì, adesso abbiamo appena iniziato, quindi questo giudizio secondo me questo esame dovrà essere fatto tra un paio di mesi. Quella volta se non avrò realizzato niente, questi giudizi avranno forse il consenso, ma senz'altro vedrà che invertirò queste cose e darò a questa città un nuovo volto e anche una nuova speranza, perché il mio impegno è proprio di far risollevare Udine. Noi avevamo come slogan nella campagna elettorale Udine rialzati, e il mio compito è proprio di far rialzare questa città. Lei vorrà fare il galantuomo dal punto di vista di quelle cose che comunque la vecchia giunta o la giunta che è uscita ha fatto, nel senso che riconoscerà l'onore delle armi per determinate situazioni che sono state messe in piedi ma non sono state portate a termine, perché nel frattempo chiaramente sono arrivate le elezioni. Sì, anche perché questo comune è abbastanza diviso per quanto riguarda il voto al ballottaggio. In pratica abbiamo quasi pareggiato, io ho vinto per pochi voti, quindi significa che c'è una parte della città anche che condivide alcune cose che ha fatto la precedente amministrazione, quindi non tutto verrà buttato alle ortiche, come si dice. Le cose interessanti, le cose valide verranno preservate, verranno rilanciate, e quindi si dice sempre che il sindaco è il sindaco di tutti. Io ho anche questo compito di rappresentare tutta la città, di non creare divisioni, anche se, devo dirlo, mi sono presentato con un mio programma che non è uguale di quello di Martinez, ha dei contenuti diversi, e in primis io devo portare avanti il compimento di questi contenuti. Una città divisa in due, lei diceva, per pochi voti, quindi una città che praticamente non ha portato verso di lei la maggioranza dei consensi, ma bisogna anche dire che è tutto relativo, perché comunque questo va relazionato anche alla bassa affluenza che c'è stata. Purtroppo c'è stata una bassa affluenza al ballottaggio in particolare, perché siamo arrivati al 47%, quindi neanche superato il 50% degli aventi diritto, e questo è un fatto preoccupante. Bisogna dialogare con la gente, bisogna ridare fiducia, perché molti sono un po' così, molto critici nei confronti degli amministratori, dei cosiddetti politici, e il mio compito sarà quello proprio di dimostrare che ci sono politici anche validi, gente che vuol fare il bene della città, e quindi non si può fare di un'erba un fascio tutto, no? E il compito mio sarà proprio quello di dimostrare queste cose. Gli atteggiamenti negativi, o comunque tra le critiche quella di rivolta ad un personaggio che è venuto dall'esterno, ma lei è sempre stato in Piazza Patriarcato, e soprattutto in Piazza Patriarcato di una città che dovrebbe essere la capitale del Friuli. Guardi, io abito a 4 km del centro di Udine. Ci sono cittadini di questa città che abitano molto molto più lontano e sono cittadini di Udine. Formalmente io sono di Basaldella, quindi non sono nel comune di Udine, però ripeto, sono 4 km da casa mia al centro della città.
quindi non sento questa situazione, anche perché conosco Udine, i miei genitori, mio padre ha lavorato per 40 anni a Udine come commerciante, quindi per me non è una città sconosciuta, anzi ci sono molti affetti e molte cose che motivano insomma il mio impegno a favore della città, e anche per il ruolo che riveste come capitale del Friuli, quindi un territorio molto più vasto che io penso di poter rappresentare e anche interpretare per quanto riguarda le sue ricchezze e anche le prospettive. Signor Sindaco, una delle prime dichiarazioni che lei ha fatto è stata quella di riportare la polizia comunale, municipale in città, praticamente sotto le competenze del comune, ma per non apparire come il generalissimo o solamente come comandante supremo delle forze armate udinesi, aggiungiamo qualche altro punto, diciamo, che ha, come dire, preferenza o priorità del programma che lei svilupperà nei prossimi giorni, ovviamente dopo aver fatto la giunta? Beh, innanzitutto le forze armate sono ridotte veramente a una piccola squadra, perché i vigili dovrebbero essere più di 100 e attualmente i vigili di Udine sono 57, è una cosa veramente da sistemare, quindi questa sarà la priorità. E senz'altro entro il mese di giugno io riporterò i vigili alle dipendenze del sindaco, e quindi verranno organizzati qui in città, e farò un concorso perché sarà necessario assumere almeno altri 20 vigili, perché c'è una deficienza troppo alta. Poi le altre cose, ci sono tanti settori che dobbiamo intervenire, un controllo migliore delle periferie, anche i lavori nelle periferie. Penso a tanti marciapiedi che mancano, penso alla manutenzione delle strade, che è un'altra delle priorità, penso alla pulizia dei parchi, delle strade, cose che ho promesso in campagna elettorale e che dovrò attuare immediatamente. Queste sono le cose anche più facili da fare, e poi ci sono anche le scelte così, tra virgolette, strategiche. Una di queste è rendere il castello di Udine e il piazzale molto più fruibile, e qui dovremo installare finalmente, perché l'idea non è proprio mia, l'ascensore per poter salire facilmente su in castello, perché è un luogo importante e adesso è proprietà del comune da un paio d'anni. Dobbiamo utilizzarlo meglio, farlo conoscere di più. E poi da quel piazzale si vede un panorama bellissimo, quando ci sono belle giornate vediamo tutte le nostre montagne, la pianura friulana e anche un bel panorama della stessa città di Udine. Ogni sindaco che si rispetti si circonda di uomini e donne valevoli, valide, che lo aiutano nella gestione. Allora, al di là delle sue capacità personali, chiaramente adesso c'è l'incombenza di costruirsi una giunta. È tranquillo su questo o non dorme di notte? No, sono tranquillo, ci sarà qualche tensione perché la giunta è fatta di 10 persone e quindi ci sono aspettative per 30-40 persone, ma il numero sarà 10 e quindi coloro che saranno esclusi da questa scelta cercheremo di dare altre funzioni, e senz'altro penso di riuscire a fare una bella squadra di gente motivata, gente disponibile, e quindi creare un motore, perché la giunta è il motore principale del comune, dell'amministrazione, che sia rapida nelle decisioni e soprattutto molto attiva, perché ci aspetta molto lavoro. Euroregione News.